Dico sempre ai ragazzi che se pensano a quale sarà la loro vita nei prossimi 50 anni, devono pensare a qualcosa che chiaramente si riferisca al lavoro, perché occupa gran parte della nostra vita, ma che sia un lavoro di soddisfazione. E per avere un lavoro di soddisfazione una persona deve avere delle qualità, deve avere delle competenze che gli permettano di quello che una volta si diceva far carriera, cioè quello di essere ambito dalle aziende. Quindi esperienze come la nostra forniscono ai ragazzi quella cassetta degli attrezzi che assolutamente diciamo in linea col mondo del lavoro riesce a dar loro quelle competenze che permettono loro di riuscire ad avere un lavoro di soddisfazione. Allora, noi, la Fondazione Lasta a Vicenza, ha questo percorso di logistica e trasporti che abbiamo anche a Padova e Verona, e dobbiamo pensare che la logistica è un settore assolutamente trasversale, nel senso che qualsiasi azienda manifatturiera ha una logistica, cioè la materia prima deve arrivare, c'è la lavorazione, c'è il magazzino e poi il prodotto finito deve arrivare poi al cliente, al consumatore finale. Come ci sono anche le aziende che si occupano specificatamente di logistica, quindi lo spedizioniere e l'azienda di autotrasporti. Quindi poi i nostri studenti vanno a lavorare sia nell'azienda manifatturiera che nell'azienda di logistica e le figure che vanno a ricoprire anche qui sono piuttosto variegate. C'è chi si occupa dell'ufficio traffico, c'è chi si occupa della gestione del magazzino, c'è chi va nell'ufficio import-export, e questo è un po' un modo per anche cogliere le caratteristiche, le competenze di ciascun ragazzo e riuscire a dare il meglio di sé poi nell'azienda e nel ruolo in cui questi ragazzi vengono inseriti, perché lo ricordiamo, poi abbiamo un 95% di occupazione dei ragazzi che escono dai nostri percorsi.